desidero porgere a nome mio personale e di tutta l'amministrazione comunale un caloroso e sincero saluto di buon pomeriggio e di benvenuto. Mi sia consentito rivolgere un saluto particolare a Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Vistano, Monsignor Sanno, a Sua Eccellenza Monsignor Melis, Vescovo emerito di Nuoro, al nostro parroco Don Alfredo e ai sacerdoti di Genoni, Don Mario, Don Tonino, Don Gerardo, Don Ignazio e Don Alessandro, che nonostante gli innumerevoli impegni sono qui intervenuti per l'inaugurazione della piazza Padre Raffaele Melis. Come tutti voi certamente sapete, egli nacque in un'umile abitazione a pochi passi da qui, il 25 marzo 1886, da Giovanni e Rita Pisello, unico superstite di 8 figli. A 14 anni entrò, grazie al fondamentale sostegno di padre Felice Berinetti, nel collegio seminario dei padri Oblati nei pressi di Torino e dopo anni di studio, 10 aprile 1909, nella Basilica di San Giovanni in Laterano viene ordinato sacerdote. Nel 1915 scoppia la prima guerra mondiale. Il padre Raffaele viene chiamato alle armi, dove prestò servizio sino alla fine della guerra negli ospedali militari come aiutante di un capitano medico. Nel 1936 viene nominato parroco di Sant'Elena in Roma, dove profuse la sua innata bontà e le esperienze caritative fatte negli ospedali militari. Senza risparmiarsi si dedicò alle opere di assistenza parrocchiale, alle numerose associazioni, agli infermi e a ogni tipo di attività sacerdotale. Come tutti sappiamo, quelli erano anni difficili, infatti in gran parte del mondo divampava la seconda guerra mondiale e l'Italia si trovava in una situazione ancora più drammatica. Gli alleati erano sbarcati in Sicilia e lentamente risalivano la penisola verso l'Italia centro-settentrionale, ancora occupata dai tedeschi. Erano momenti tragici in cui la barbarie umana non risparmiò nelle persone né nei luoghi. La pressione della macchina militare alleata si fece sempre più forte e al fine di indebolire il morale della popolazione si intensificarono anche i bombardamenti aerei, soprattutto nelle grandi città, tra le quali Roma. Questi furono particolarmente intensi nei mesi di luglio e agosto del 1943 e si abbatterono con inaudita ferocia e violenza, mietendo un elevato numero di vittime. Fu durante uno di questi terribili bombardamenti di Roma che padre Raffaele profuse le sue energie in favore dei parrocchiani più deboli e bisognosi. Non esitava infatti a soccorrere le famiglie colpite e i feriti nelle case e negli ospedali. Il giorno 13 agosto del 1943, durante un violentissimo e devastante bombardamento localizzato nei pressi della stazione ferroviaria di San Lorenzo, nei pressi della parrocchia di Sant'Elena, alcune bombe caddero colpendo un treno carico di passeggeri. Alle urla dei feriti, non curante delle bombe che gli cadevano accanto, accorse padre Raffaele Melis, che per portare un primo aiuto sommario ai feriti e ai moribondi sparsi per terra, tentò di salire su di un vagone pieno di altri feriti che gridavano, ma altre bombe piovvero dal cielo, colpendo a morte insieme alle persone che andava a soccorrere. Fu trovato col volto squarciato, con l'olio santo nella mano sinistra e la mano destra rimasta in atto di amministrare il sacramento ai feriti a lui vicini e con lui morti. È proprio analizzando questo preciso fatto che vorrei con voi esprimere alcune considerazioni. Considerazioni che hanno come punto principale la constatazione del comportamento consapevole e convinto di padre Raffaele Melis, che di fronte alla possibilità certa di avere salva la propria vita mettendosi al riparo in un rifugio antiaereo, nonostante tutto decise di uscire allo scoperto per portare il sollievo e il conforto a coloro i quali erano rimasti vittime del bombardamento. E mi domando dunque quale norma, quale precetto, quale obbligo egli aveva di esporre la propria persona. Infatti avrebbe potuto attendere pazientemente la fine dell'attacco aereo per uscire dal rifugio e solo a quel punto svolgere le funzioni del proprio ministero. Ma noi tutti sappiamo che la vita sacerdotale di padre Raffaele Melis era improntata alla massima dedizione, alla massima disponibilità ed amore verso il prossimo. A conferma di ciò abbiamo quella bellissima frase che egli pronunciò nel momento in cui prese possesso della parrocchia di Sant'Elena. O Signore, per le anime che mi affidi intendo offrire tutto me stesso, anche la vita se occorre. Una semplice frase dal significato straordinario che racchiude il valore di quest'uomo, semplice, dalle modeste origini, ma dal cuore nobile, che ha fatto della carità cristiana e della bontà umana le ragioni essenziali della propria vita.
Certo non spetta sicuramente a noi e tantomeno a me esprimere valutazioni sulla sua grandezza, ma credo che non possiamo non prendere atto che egli ha agito come un autentico martire cristiano, tant'è che sin dal 1995 è stata introdotta la causa per la sua beatificazione. Oggi noi siamo qui raccolti insieme con un sentimento misto di commozione ed orgoglio per dedicare uno sforzo del nostro centro abitato che l'amministrazione comunale, nella speranza di interpretare correttamente la volontà popolare, ha voluto dedicare a padre Raffaele Melis affinché viva sempre nella memoria nostra e dei nostri figli il suo perenne ricordo.